costruzione di 60 alloggi popolari in una delle zone più tranquille di Gorizia. In più anche la costruzione di una nuova scuola materna. Questo è sostanzialmente il contratto di quartiere per Campagnuzza che l'assessore regionale ai lavori pubblici Riccardo Riccardi ha portato in comune a Gorizia grazie alle ultime variazioni di bilancio della giunta regionale per decretarne il via ai lavori nel 2012. Sentiamo il servizio. Edilizia popolare sugli scudi in questa settimana a Gorizia. L'assessore Riccardi si è presentato in municipio con un documento che certificava il finanziamento di 9 milioni di euro che assieme ai 5 statali permetteranno lo sblocco e la partenza del contratto di quartiere per quel che riguarda Campagnuzza. Un quartiere che sta aspettando dal 2005 60 alloggi popolari e una nuova scuola materna con altre rifacimenti, con altre finiture. Sì, un intervento importante è quello che oggi ho formalmente comunicato al sindaco Romoli. Nell'assestamento di bilancio il Consiglio regionale ha votato quella norma che consente di avere a disposizione i 3 milioni di euro mancanti per dar vita a quello che è l'accordo di programma per il quartiere Campagnuzza. Un intervento complessivo di circa 15 milioni e mezzo di euro che consentirà all'Ater di Gorizia di realizzare 60 alloggi con una scuola materna. Quindi un risultato importante che questa comunità sul quale vede la parola fine sotto il profilo della procedura e della garanzia finanziaria di un intervento che era stato già ipotizzato nel 2007. Ipotizzato senza soldi? No, insomma, come tutte le soluzioni poi si trovano, insomma, le garanzie si trovano nel tempo, lo Stato ci mette circa 5 milioni e mezzo di euro, la Regione nel tempo assicura la decina di milioni mancanti e la copertura totale di questa cosa è avvenuta con la manovra di assestamento di bilancio che il Consiglio regionale ha varato nelle scorse settimane. Parliamo adesso di calendario